Vivresti effettivamente come sostieni che si dovrebbe vivere? Passeresti il tuo tempo con coloro ai quali rivolgi la solidarietà? Tu che ormai fai il militante da oltre 25 anni e che hai attraversato le esperienze del pacifismo, della sinistra cristiana, del 68, dell'estremismo degli anni 70, del sindacato, del terzomondismo, dell'ecologia, della solidarietà con il Cile e la Palestina, da dove prendi le energie per fare ancora? Alexander Langer nasce a Sterzing Vipiteno, proprio al confine con l'Austria. Cresce nel palazzo con la storica farmacia al pian terreno. La costruzione è una propaggine della Torre delle 12, il simbolo cittadino che svetta per 46 metri. Da là si spazia per l'alta valle dell'Isarco. L'apoteche appartiene alla famiglia della madre, Elisabeth Koffler, detta Lilly. Di famiglia cattolica, ha sposato Arthur, medico ebreo brillante e primario dell'ospedale. Da piccolo Alex si inquietava per il fatto che suo padre non andasse mai in chiesa. La mamma lo rassicurava. Il papà, stando in ospedale tutto il giorno e tutti i giorni, serve Dio in altri modi. Tuo padre è di origine ebraica e poi, ascolta, non conta tanto in cosa si crede, ma come si vive. Alex fa parte di una famiglia democratica e borghese che a casa parla in lingua tedesca invece che in dialetto tirolese e nella quale si respira un clima rispettoso e tollerante. Inizia così la sua avventura funambolica sul confine. I confini, insomma, il primo confine che ho violato era il confine tra tedeschi e italiani, era il confine. E da qui riprendiamo il nostro appuntamento con Open Day Cinema in collegamento con Martino Locascio. Con i nostri potenti mezzi lo abbiamo raggiunto a telefono. Martino, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono contentissimo di essere con voi, sono a Napoli in questo momento, sono dentro il Teatro Bellini e insomma sono in un angolino, mi sono un po' nascosto per chiacchierare un po' con voi. Ti ho strappato questo appuntamento e me ne scuso, Martino, ci farebbe molto piacere poi averti in studio per raccontarci un po' le tue poliedriche attività che davvero mi sono molto appassionato di questo tuo lavoro che è l'apripista, con un sottotitolo che è Appunti per un itinerario inquieto, e dalle prime immagini che abbiamo visto di questa figura caleidoscopica che fu Alexander Langer, davvero è come se ci avesse fatto immergere nel clima che stiamo vivendo in questi giorni, Martino, perché Langer fu promotore di tante iniziative per la pace, sui diritti umani, contro la manipolazione genetica. Ecco, raccontaci un po' questa idea, come è nata e quindi perché la realizzazione di questo biopic. Allora, cercherò di essere sintetico. Sì. Io ho conosciuto la figura di Alex una ventina di anni fa perché mi diede un suo libro e ci parlò moltissimo Franco Lorenzoni a Palermo, una temperie culturale di quegli anni veramente difficile da raccontare. Era un momento veramente per Palermo anche secondo me magico, e così mi appassionai a questa figura. Andai fino a Bolzano, dove lui appunto era nato, in realtà è nato a Sterzing, però insomma andai a Bolzano dove ha vissuto tanto tempo, andai alla Fondazione Langer e mi continuai ad appassionare. Dopodiché ho lasciato per tanti anni, avevo scritto delle cose, l'ho lasciato per tanti anni e non casualmente, sicuramente 2 o 3 anni fa è ritornato nella mia vita. Sì. E ho avuto l'idea un po' di scrivere un racconto e appunto volevo fare un piccolo documentario ed eventualmente anche poi un lungometraggio, e così ho cercato una sponda nei
nei Verdi dell'Europarlamento, in particolare inizialmente con Ignazio Corrao, che è stato squisito davvero, e poi finalmente l'incontro fatale con Leoluca Orlando, che ha veramente chiaramente creato la svolta che mi ha permesso poi di farlo nella forma che adesso. Io voglio anche specificare subito che per me questa è una prima tappa. Sì, Martino, aspetta, ma è proprio questo. Sto facendo un'intervista. No, voglio... Giustamente ci sono i tecnici. Sì, caro, voglio sottolineare proprio questo, perché io sono nella sua nel suo gruppo di WhatsApp di Leoluca Orlando e quando mi ha segnalato questo tuo lavoro, ovviamente ho insistito, anche se tu sei a Napoli, vivi a Palermo, ti avremmo potuto avere proprio qui in studio, ma mi sembrava doveroso poter parlare dell'apripista, far vedere anche delle belle immagini del tuo prezioso biopic, e quindi dicevi che c'è stato questo supporto importante anche del gruppo europarlamentare. Sì. Sì, diciamo che è commissionato, possiamo dire, anche se l'idea è mia, però è stato commissionato proprio da loro, in particolare da Orlando. E chiaramente io, diciamo, mi sono mosso soprattutto per una scelta inizialmente artistica e poi anche proprio pratica, soprattutto con materiali d'archivio. Ho fatto la decisione di non mettere nessuna intervista e ho voluto mettere in primo piano, mettere in risalto la figura di Alex, che veramente è, devo dire, un gigante. Ogni tanto si dice di qualcuno, alle volte a proposito, alle volte a sproposito, ma davvero per chi vedrà il documentario si riconosce, anche molte persone che non lo conoscevano riconoscono che c'è una grana di persona e di politico. Lui lo chiamano un politico in politico, che già fa capire che tipo di personaggio era. Era davvero, è stato chiamato un profeta verde, era un ponte tra lingue, culture, religioni, il padre ebreo e madre cattolica, come avete sentito nell'incipit del documentario, era un facitore di pace. Quindi la parola facitore è importante perché la disse proprio lui, cioè uno che fa la pace, non è che ne parla. Lui si metteva in primo piano, andava sul fronte in Jugoslavia, in Albania, lui portava le cose da mangiare in Albania ai poveracci che stavano lì. L'Albania in quel momento era veramente distrutta. Era uno di quelle figure che era un fine teorico, un fine parlatore. Lui era di madrelingua tedesca e parlava benissimo italiano. Lui ha scritto e quando vedrete come parla, si rimane, dal mio punto di vista, forse perché io sono un po' innamorato di questa figura, ma si rimane ipnotizzati da quello che dice, e si rimane ipnotizzati perché lui è morto 30 anni fa, quest'anno fanno 30 anni che è morto, e 30 anni fa diceva delle cose che sono più attuali dell'attualità. È una cosa, guarda, l'ha visto Eric Biaggi, ritorna. E lui mi ha detto: guarda, è incredibile come possa dire quelle cose in quel momento. Ed è una fase in cui abbiamo bisogno di un certo tipo di parole. Martino, ti fermiamo un attimo, passiamo alla musica. Ci sono i Comacose con i loro cuoricini. No, è importante evidenziare, Martino, adesso siamo per i nostri che ci seguono su Facebook e su YouTube, il lavoro che hai fatto con questa associazione culturale Notte d'Oro di cui sei presidente, lo ritieni un primo atto, una sorta di organizzazione e riorganizzazione dei materiali d'archivio, ma so che stai già lavorando al secondo capitolo della ricerca. Sì, ma noi siamo in diretta sempre? Siamo sempre in diretta, Martino. Ok, perfetto. Sì, assolutamente sì, perché vorrei dare un taglio un po' più, tra virgolette, consentitemi, artistico, e mi vorrei mettere un po' come ha fatto lui in primo, vorrei giocare la carta dello stare insieme con lui in una modalità che poi scoprirete. Bravo. E quindi in questo secondo step io spero di mettere ancora più in evidenza
quello che è il rapporto tra lui, la sua parola, la sua testimonianza di vita e anche la sua stessa morte rispetto a quello che è l'oggi, la contemporaneità. E per fare questo salto ho bisogno di mettermi in un certo senso un po' più dentro, anche se in generale non mi piace, non sono nei miei documentari non sono mai lì a intervistare, nel senso non mi si vede mai, però forse questa è la prima volta dopo tanti anni che voglio esserci, ma proprio per testimoniare col mio corpo e con diciamo una sorta di dialogo a distanza e al di là del tempo con lui, di trovare una formula per raccontare anche l'oggi, perché lui è davvero una bussola. Quindi Martino, entreresti in campo per la prima volta, permettimi di ricordare ai nostri ascoltatori, tu sei autore di cortometraggi, documentari, opere teatrali, lavori per i quali hai ricevuto diversi premi, ma la tua professione è quella di psicologo e psicoterapeuta. Ecco, quanto ti ha aiutato la tua professione nello scandagliare anche la vita di Alexander Langer? Sì, allora ti dico la verità, io non me ne accorgo perché penso che sia ormai parte totalmente di me e quindi il mio ambito professionale, il mio modus è inevitabilmente legato ormai alla persona dopo tanti anni, però certamente mi rendo conto a volte che una certa sensibilità che si sviluppa nella formazione e poi nel lavoro, nell'esperienza che fai come psicoterapeuta mi aiuta molto nell'incontro con le persone che poi sono testimoni all'interno del documentario. Bellissimo. Questo lo trovo sì, è affascinante. Sì, permettici di unire il segnale. Aspetta così Martino, dopo... aspetta. Stiamo continuando ad approfondire il punto di vista di Martino Locascio su quello che è il lavoro dell'apripista, su quella che è una figura molto particolare che vi abbiamo provato a mostrare attraverso le prime immagini del suo, appunto, della sua opera, e che ci stava raccontando anche attraverso una prospettiva particolare, Martino, perché quello che lascia sicuramente un gusto particolare. Non so, continuo. Certo. Sì, certo. Volevo puntualizzare anche una cosa, che nel modo di lavorare si parlava adesso poco fa di come uno psicoterapeuta anche si approccia, oltre a essere un artista, come si approccia a una materia di questo genere incandescente. Devo dire che una chiave è quella che in un certo senso Leoluco Orlando ha dato proprio nel momento della morte di Alex, perché lui scrisse proprio un piccolissimo messaggio in cui diceva: Orlando, dialogare era il punto estremo dell'orizzonte che ci ha indicato, quindi il dialogo è veramente la chiave di tutto ed è ancora di più oggi la chiave. Se pensiamo a quello che sta succedendo, a come vengono non accolti gli stranieri che arrivano, le guerre che ci sono in atto, il cambiamento climatico, ora senza una possibilità di dialogo tra questi settori della società così polarizzati non abbiamo assolutamente nessun tipo di prospettiva e di futuro. Quindi l'unica possibilità è lui la pagava col suo corpo, la pagava col suo corpo. Lui era incredibile, lui aveva un'agenda che ogni anno riscriveva con tutti i numeri, aveva migliaia di numeri di telefono. Noi col telefonino adesso non abbiamo idea, lui si ricopiava tutti i numeri, mandava, e quindi faceva un aggiornamento manuale dei contatti. Esatto, era un aggiornamento manuale, una cosa quasi maniacale secondo me, e mandava a tutti per il compleanno, perché si ricordava anche tutti i compleanni, cartoline che spediva da tutti i posti del mondo, e anche i francobolli che li metteva in qualche modo abbinati alla persona. C'hai troppo entusiasmato su questa figura. Speriamo di vederlo presto il film qui a Palermo, davvero. Grazie Martino Locascio per essere stato con noi a raccontarci l'apripista. Buona giornata. Grazie a voi grazie a voi per questa opportunità e viva Langer. Ciao Martino, grazie. Ciao. Abbiamo recuperato questo collegamento seppur in versione telefonica, adesso possiamo andare subito in pubblicità.